Buongiorno Leandro Maggi, buongiorno da Portoviro, siamo con Sebastiano Boscolo, direttore di Ali Supermercati a Portoviro, perché c'è un'importantissima iniziativa. Ci può spiegare Sebastiano? Con questa iniziativa, buongiorno a tutti innanzitutto, con questa iniziativa abbiamo messo in piedi un bel sodalizio con la cooperativa a titoli minori attraverso il progetto a quattro mani. Il progetto a quattro mani prevede una esposizione, una sorta di esposizione di lavori, di manufatti che i ragazzi portatori di disabilità effettuano durante tutto l'arco dell'anno per tenersi impegnati. Con questo progetto la nostra mission vede il suo frutto migliore. La nostra mission è quella di migliorare la vita delle persone e indubbiamente anche il progetto a quattro mani ha questo bel principio. Un giorno il negozio mi dice: dopo la pandemia non sappiamo più come fare non abbiamo più idea di cosa fare per rimetterci in movimento con i ragazzi e per pubblicizzare i nostri manufatti. Perché non li mettiamo in vendita, non li mettiamo in esposizione in questo bel punto vendita? E io gli dico che l'idea mi sembrava addirittura illuminata, perché dopo il periodo della pandemia una cosa del genere mi sembra veramente che guardi proprio tanto avanti. Allora ho cominciato a parlarne con i ragazzi del marketing, con i ragazzi dell'ufficio stampa, e ne abbiamo parlato con la proprietà e questa cosa ha trovato subito accoglienza all'interno della grande famiglia lì, per un motivo semplicissimo, perché come noi diciamo, come la nostra mission, che è quella di migliorare la vita delle persone, abbiamo colto subito questa cosa, perché il progetto, l'idea, il compito di questa cooperativa e nella fattispecie del progetto a quattro mani è quello di migliorare la vita di questi ragazzi. Quindi abbiamo messo in piedi questa cosa che sembrava quasi uno scherzo, invece adesso siamo all'epilogo con una bella mostra all'interno del punto vendita, con diversi punti, diversi corner con i prodotti dei ragazzi, che sono dei prodotti fantastici, che poi vi consiglio di fare un giro per il negozio per visitarli. Quindi eccoci qua oggi con questa che spero sia l'inizio di un sodalizio che possa durare, che possa essere della pista anche per il futuro, anche per altri punti vendita, chi lo sa. Grazie. Questo diciamo, è nato qui proprio da questo dialogo diretto con l'associazione, però abbiamo già preso contatti con altre realtà che ci hanno chiesto se potevano banalmente venire ad esporre per un giorno i propri lavori. Abbiamo proposto di allestire a festa i nostri punti vendita, quindi sì, ci sono degli altri dialoghi aperti a San Donà, a Noventa Padovana e penso insomma che questo possa scaturire altri progetti virtuosi alla stregua di questo. Sindaco Mauro Veronese di Portoviro, che dire, Portoviro è sempre all'avanguardia, il primo supermercato Ali che presenta questa collaborazione con titoli minori, bravi. No, speriamo di essere di esempio in questo caso, di esempio e di stimolo, perché sicuramente il fatto di promuovere l'inclusione sociale lo si fa anche facendola conoscere, facendo conoscere, adesso Titoli Minori è una realtà molto radicata nel territorio, però è insomma, molto importante per noi farlo conoscere ancora di più, e in questo caso sicuramente Ali di Portoviro, che è molto frequentato, lo so personalmente, vedo sempre molte persone, è molto frequentato, quindi sarà sicuramente un volano importante anche per gli amici e per i ragazzi della Titoli Minori, quindi venite a vedere i loro lavori e poi insomma sapete dove trovarli per includerli ancora di più nella nostra comunità e portare a casa un bell'oggetto.